salve a tutti ragazzi, e oggi sono il creeper assassino. Oggi siamo in questo nuovo video, lo faccio veloce perché sennò mi si interrompe la registrazione. Sapete che alcuni video si interrompe sempre la registrazione, e faccio allora subito. Allora, io non vi spoilerò già la prima skin che spesso che sarà messa al primo giugno, ovviamente, penso. La skin Chelsea Elena Draghi ed è la skin benvenuto tra noi vicino. L'andiamo subito a provare perché ve l'ho detto già che ho paura che i video si interrompano. Allora vediamo provare. Io spero che lancia delle palle di fuoco, ma non succederà mai. Visto. Allora la torretta, figa, è bellissima la torretta. Ok, io questa skin da una 10 la voto 10, troppo bella che si deve raccina. Facciamo subito. Ora andiamo alla nuova skin di Fumino. Penso che cambierà solo la skin. Per me lancia tipo invece di lanciare le palle vegetali, lancerà tipo le noci di cocco. Per me no, lancia sempre la stessa cosa. Sì, lancia sempre la stessa cosa. Per me la super lancia tipo un esercito di cocco, cioè tipo questo, ma non succederà mai. Questa cosa che non mi ricordo come si chiama, però che lancia il cocco. La barra di cocco. Questa skin da 1 a 10 la voto 5 perché per me doveva lanciare noci di cocco. Poi l'altra skin è Uccello, subito la faccio vedere. Questa skin che è bellissima. Allora, poi avete la nuova skin di Celinda che la vedete dal passo. Aspetta, cosa lancia? Dei cristalli che hanno la sabbia, ok? Vi faccio vedere un po' bene perché Uccello è uno dei miei brawler preferiti. E poi ve lo faccio vedere. Ecco, bello. La super la mano di sabbia, ok? Facciamo subito. Ecco, ciao! Ecco. Continua a costare, vi piace? Lo so che vi piacerà un sacco. Cioè. Ora abbiamo la nuova skin di Mortis Predone. C'è della skin nuova, mi sa, facendo impazzire. Poi subito vi farò vedere il nuovo brawler per la registrazione. Allora, cosa lancia? Vedete che le nuove skin quando hanno finito di parlare poi si sente la voce così. Capito? Vabbè, dai, lancia, vabbè. Sua spada che fa sempre sabbia, tutto sabbia. Siamo la super, che è curiosissimo. Ok. Un tornado bello. Un tornado bellissimo. Riproviamo, rivediamolo. Vediamo se poi potrà passare un modismo, penso di sì. Sì. Ok, bella, 10 lode, basta, non voglio un voto sopra i 10 io. Allora, ora abbiamo una nuova skin di Stecca guardia, figa, bella. Non mi piace solo il colore. Allora, per me non dovevano fare di colore verde. Per me dovevano tipo farlo di colore arancione, per me andava bene. L'arancione un po' scuro, per me. Ecco, dai, vediamo. Allora, cosa lancia, raga? No, non la super. Lancia, ok, lancia tipo delle cose ghiacciate, non capisco. Dei colpi di sabbia colorata. Le super cubetti di sabbia, bello. Lancia. Ma cosa mi fai, Supercell? Supercell, non mi ascolti? Dovevi. Non lo dovevi fare così, gadget. Vabbè, sei da solo. Vabbè, penso che poi faccio un nuovo
M corre, M farà tutto. Ora vediamo. Pam. Pam da spiaggia. C'ha la cosa che cura, c'è un panino, una bottiglia d'acqua e tutte le cose che ti porti al mare. Ovviamente. Che non si porta un panino, c'è nessuno. Tutti si lo portano. Ok, figo. Figo, raga. Ok, lascia dei cubetti di acqua. Si lancia l'acqua. Poi vediamo. Vediamo come cura tipo la super. Se fa tipo l'acqua. Sarebbe bello? No, ovviamente. No. Oppure fa rumore, raga. Se risentite, risentite. È bella, bello, bello, bello. Ora abbiamo la skin di Cecchi, il nuovo brawler e abbiamo finito. Penso. Aspetta che ora si deve caricare, aspetta che metto la riposo i video. Raga, l'ho dovuto riavviare. Vabbè, la nuova skin di Semi. Vi dico c'è la nuova skin di Celindo, quella che passa battaglia. C'era dei serpenti, perché non ho voglia di farla vedere. La farò tipo vedere. No, non la voglio far vedere. La guarderete. Poi se voi avete il passo poi la vedrete, la potete vedere. Che c'era dei serpenti. E la super c'era una tempesta di sabbia, no, tipo quella di Sandy, però che li allontana come va detto, ovviamente. Avete capito? Poi ve lo lascio il link in descrizione. Non vi dico il link per scaricarlo perché non so il link. Aspettate raga, sono riuscito ora di altro perché pensavo che si era buggato. Ora ritorno. Lasciate like sto video e iscrivetevi con la campanellina accesa perché almeno sarete al 100% per le vostre notifiche. Ecco raga, lo stiamo riavviando. Sì, la faccio vedere la skin di Celindo, però la faccio vedere veloce, anche se io ci ho spoilerato tutto. Vi dico, quando selezionate fa tipo suona un flauto che fa uscire lo anche dei serpenti come vi ho detto. Andiamo subito a ricaricare la super. Ecco, la super ora ve la faccio vedere. Visto, c'è la tempesta di sabbia, vabbè, poi Gadget lo conosciamo tutti. Ora andiamo a vedere, andiamo a comandare. Oh, aspetta, mi si è buggato tutto. Perché mi si bugga tutto? Ecco, ora andiamo a vedere la skin di Cecchi, la faccio vedere. Dico, la skin penso che è tipo la collaborazione con Super Mario, sembra, perché è tipo Luigi, fratello di Mario. Vediamo. No, non fa niente, non fa niente. Che sfiga, raga, non fa niente. La skin di Cecchi, questa la voto da 1 a 10, la voto 9. La skin di Steak la voto 10. Ora penso che non ho più skin da vedere e passiamo con il nuovo brawler, cioè Iris. Questo è il nuovo brawler. Iris ama i suoi amici e li tiene d'occhio. Con la sua enorme lente bionica, i suoi colpi angolati sono una vera minaccia e la super permette di comandare il suo amichetto esplosivo. Allora, dalla voce per me sembra maschio o femmina, buono. Andiamola a vedere, ora l'andiamo a provare. Raga, per me sarebbe più grande. Allora, vediamo come. Aspetta, vediamo cosa fa. Ma che cavolo. Vediamo. Aspetta, ci sono quei. Vedete quei cubetti energetici? Ah, si vanno a unire. E quanti danni fanno? Aspetta, quanto danno fa? 1960. Se io mi metto un po' più vicino.
Beh, vediamo la sua sub. Allora, per me guida il robot, lo vedete quel robot. Guardate la linea, c'è neanche c'è un robottino. Ora ve lo farò vedere, ecco. Ah, andare! Per me lui si deve mettere, per me io lo metterei camperato quello che lo comanda. Dopo. Raga, lo devo far vedere, lo devo far vedere. Guardate raga, guardate ora. Perché fa la luce rossa se lo tengo tanto? Cos'è che fa? Perché fa la luce rossa? Raga, perché fa la luce rossa? Aspetta. Scusate raga, ma lo voglio rivedere. Guardate, io sbloccherei tipo il brawler. Io mi metterei tipo campionato in un cespuglio. Vabbè, si sta pure scaricando. Raga, rivediamolo. Perché non ho capito. Cosa fa? Perché diventa rosso poi? Scusami Robert, io... non sono io che ti sto colpendo, forse quando diventa rosso si sa, esplode da solo, ovviamente. Vabbè, però non si sa, voglio rivedere l'ultima volta. Perché diventa rosso l'ultima volta. Poi quando attiviamo il robottino si attiva i gadget. Proviamolo. Vediamo tipo contro di lui. Ah, fa più danno, ok, fa più danno. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate like. E iscrivetevi con la campanellina accesa, se no il creeper a casa vostra, toc a casa vostra, Espo, che nome bello. Vabbè dai, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, aspetta, scusatemi, ma penso che usciranno video da play. Ciao.